In base a quale principio lei tiene aperto? In base al principio che non esiste nessuna ordinanza sul comune di Conegliano, perché il sindaco deve emanare l'ordinanza in base alla legge sulle emergenze, ok, quella del gennaio del 2018, dove demanda al sindaco la gestione dell'emergenza. Non c'è ordinanza, quindi io posso aprire. Poggia su questa motivazione la scelta di Lucia di tenere aperto il suo centro estetico di Conegliano, nonostante le limitazioni da zona rossa. Una decisione che ha subito innescato segnalazioni alle forze dell'ordine, che non sono state certo a guardare. Sono venuti a verificare, sì, anche più volte, hanno fatto un verbale come è giusto che sia, un verbale di accertamento, dove io ho dichiarato di essere aperta e che continuerò a rimanere aperta. Verbale che non potrà diventare multa proprio per la mancanza dell'ordinanza da parte del comune, sottolinea la titolare del centro estetico di Via Istria, forte dei pareri dei suoi legali. Io faccio parte di un gruppo che si chiama Libera Coscienza, dietro di noi ci sono dei legali che ci supportano, c'è un canale dove ci sono tutte le informazioni per poter prendere e poi insomma, informarsi per tutto questo. Quasi tutte le clienti hanno confermato i loro appuntamenti, ma anche la solidarietà per una scelta che ha nulla a che fare con tesi negazioniste. Il Covid esiste, io mi sono attrezzata per poter lavorare in sicurezza e voglio lavorare. E ci fa vedere come tutto il centro inaugurato a giugno, in pieno Covid, sia stato progettato con distanze e igienizzazioni, proprio per garantire le clienti, mentre molte altre parrucchiere, con serrande abbassate, pur di guadagnare qualcosa, affrontano l'illegalità del nero e del lavoro in casa. Perché tiene aperto a tutti i costi? Tengo aperto uno perché la legge me lo permette, come abbiamo detto prima, quindi non sono fuori legge, anzi la sto rispettando. E due, perché io devo sopravvivere e vivere, perché se io chiudo in questo momento potrei anche non riaprire più.